dei Carabinieri, preso il cinquantenne sospettato dell'attentato alla Startech, si indaga sul suo coinvolgimento nell'incendio del campo delle antenne TV e sui danneggiamenti alla sede del quotidiano Il Piccolo. Studente e docente picchiati fuori dalla scuola Rossetti, la preoccupazione dei genitori degli alunni ai nostri microfoni. Un mese fa, l'altro caso alla scuola media Fondasavio. Centrale dispaccio nel rione di Vermegliano, a Ronchi, chiuso il bar birreria Escopazzo, 2 arrestati e un denunciato, fra cui il gestore del locale. Si presentano come termoidraulici o come poliziotti, ma ancora una volta sono truffatori, doppio colpo per migliaia di euro in oro e oggetti preziosi. Oltre 200.000 telespettatori ci hanno seguito nelle 15 ore di diretta per il 50° anniversario del terremoto. Abbiamo raccontato emozioni, dolore, orgoglio e rinascita. Un esposto contro i lavori a Grignano è stato presentato in procura da alcune associazioni ambientaliste. Il caso Alberi, oggi in Consiglio regionale la spiegazione delle motivazioni. Il trofeo del Giro d'Italia rimarrà esposto fino a domani nell'atrio del Palazzo della Regione a Trieste, un antipasto della grande tappa del Giro da Gemona a Piancavallo il 30 di maggio. Buonasera, buonasera e bentrovati a una nuova edizione serale del telegiornale di Tele4. In apertura il lancio di quello che sarà la serata su Tele4, Ring alle 21:10 con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Ci saranno Antonio Calligaris della Lega, Furio Onsel di Open Sinistra FVG, Francesco Martinez del PD e Igor Treleani di Fratelli d'Italia. Poi alle 22:25 sfida all'Orcolat, 50 anni del terremoto, una sintesi della lunghissima diretta di ieri. Iniziamo con la cronaca. Blitz dei Carabinieri a Trieste, è stato fermato e sottoposto a perquisizione domiciliare l'uomo sospettato dell'attentato alla Startech, indagini anche sul suo possibile coinvolgimento nell'incendio agli impianti televisivi di via Bonomea e l'atto vandalico alla sede del Piccolo. Il cerchio si stava ormai stringendo da giorni attorno alla figura del dipendente cinquantenne già sospeso dalla Startech per episodi di squilibrio mentale, sospettato di essere l'autore dei 2 incendi dolosi appiccati sabato 2 maggio all'esterno della ditta, uno alla cabina del metano, l'altro a poca distanza dall'ingresso in strada per Montedoro. Dopo la visione delle immagini di sorveglianza che lo avrebbero ripreso in azione, stamani è scattato il blitz dei Carabinieri in Borghese. Il sospetto attentatore è stato fermato all'uscita della farmacia di Borgo San Sergio, dove si sarebbe recato a prendere alcuni medicinali. Dunque è stato fatto salire su un'auto e portato nella sua abitazione di via Ghirlandaio, dove è scattata la perquisizione. Nell'appartamento sono stati sequestrati un personal computer, uno smartphone e una bombola di grosse dimensioni, oltre ad articoli di stampa riguardanti alcuni episodi vandalici su cui si sta ipotizzando un suo possibile coinvolgimento. In particolare l'incendio di domenica 3 maggio al campo di via Bonomea, dove sono dislocate le antenne televisive, che ha bruciato un'area di circa 3.000 metri quadrati, ma anche l'atto vandalico alla sede del quotidiano Il Piccolo, andato in scena nella notte fra domenica e lunedì 4 maggio. L'uomo è stato poi portato alla caserma del comando provinciale di via dell'Istria, dove è stato lungamente interrogato. In parallelo all'indagine dell'Arma, coordinata dal PM Federico Frezza, a carico del sospettato ce n'è una seconda in capo alla Digos, che ipotizza il suo coinvolgimento nella fissione dei volantini delle Brigate Rosse proprio lungo la sua via di residenza. L'uomo, siciliano d'origine, è seguito dal centro di igiene mentale di Domio. Oltre che di danneggiamento causato dagli incendi, potrebbe dover rispondere anche per le minacce di morte a carico dell'amministratore delegato della Startech, fatto che aveva determinato il provvedimento disciplinare a suo carico. Il giorno dopo l'aggressione di un 14enne e della sua insegnante fuori dalla scuola Rossetti, c'è preoccupazione tra i genitori dei ragazzi, che chiedono ai nostri microfoni più sorveglianza, mentre proseguono le indagini dei carabinieri per individuare il responsabile. Sì, sono ragazzini di 14 anni. Mi sembra assurdo che uno venga qui ad aggredire un altro ragazzino, un insegnante anche, ho visto, procurando comunque dei disagi e un giro all'ospedale che magari si poteva evitare.
Non nascondono la loro preoccupazione i genitori in attesa dell'uscita dei ragazzi dalla scuola Rossetti, che in questi mesi ospita anche la media Caprin in ristrutturazione, dopo l'episodio di violenza accaduto ieri proprio fuori dall'istituto di via Zandonai. Un adolescente che non fa parte della scuola è arrivato a bordo di uno scooter e ha aggredito un ragazzino di 14 anni e anche una docente è intervenuta in sua difesa. Entrambi sono finiti al pronto soccorso, fortunatamente non in gravi condizioni, e sul caso ora indagano i carabinieri. Mio figlio è ancora piccolo, fa la quinta, però l'anno prossimo andrà alle medie e ho visto che è una cosa comune in diverse zone della città e della scuola. Qua qualcuno deve fare qualcosa, perché non è che finiremo come la Bergamas con la polizia che presidia la scuola, cioè andiamo veramente a finire con delle modalità che non vanno bene. I ragazzi devono essere educati a casa soprattutto, perché la scuola da sola non basta, non può fare. Risale a meno di un mese fa l'ultima aggressione da parte di un giovane ai danni di un quindicenne fuori dalla scuola di via Pascoli e in molti casi le famiglie chiedono maggiore vigilanza. Non ho percepito niente di questo, mi dispiace. Comunque sempre più questi episodi si aumentano sempre di più, ci dovrebbe essere forse più vigilanza. Un pochino sì, comunque i nostri bambini sono relativamente giovani e quindi situazioni del genere un minimo di preoccupazione provocano in tutti. Comunque diciamo che il periodo dell'inizio dell'adolescenza è difficile, in più sentire di questi eventi un po' di preoccupazione la mette in tutti, credo. Una centrale di spaccio di cocaina è stata scoperta all'interno di un bar birreria di Ronchi dei Legionari. La scoperta è stata fatta dalla squadra mobile di Gorizia che ha diretto le indagini, ha portato a 2 arresti, una denuncia e alla chiusura per 30 giorni del locale. Un locale per famiglie, incontri conviviali fra amici, fra sfide a biliardo e partite di calcio alla TV, che fungeva da perfetta copertura per lo spaccio di droga. E quanto scoperto nelle operazioni di polizia che ha portato all'arresto di 2 persone più una terza indagata, nonché alla chiusura al pubblico per 30 giorni dell'Escopazzo di Vermegliano nel comune di Ronchi dei Legionari. I sigilli alla struttura di Viale Garibaldi, inaugurata solo 3 anni fa, sono scattati a seguito di un'indagine della squadra mobile della questura di Gorizia che ha preso le mosse nell'ottobre scorso a seguito di alcune testimonianze riservate. A capo dell'attività di spaccio nel locale e nelle sue pertinenze un 49enne di Ronchi, gestore dell'esercizio, assieme alla moglie. Gli investigatori, fintisi clienti, hanno documentato diversi episodi di spaccio dentro e fuori dal bar birreria. Dunque, una volta segnalato il caso alla procura di Gorizia, sono scattate le intercettazioni telefoniche e l'installazione di sistemi di videosorveglianza che hanno reso sempre più chiaro il quadro dell'attività illecita. Il 49enne è stato dunque arrestato il 10 di aprile al termine di un incontro con un 24enne di origine serba a cui aveva appena venduto 11 grammi di cocaina. Le manette sono scattate anche ai polsi del cliente, mentre un 23enne sloveno che lo aveva accompagnato all'incontro è stato denunciato. Gli arrestati sono stati ristretti ai domiciliari. Nell'abitazione del gestore dell'esercizio pubblico sono stati trovati 10 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Il questore di Gorizia ha dunque disposto la sospensione della licenza del locale per un mese. Investimento pedonale questa mattina in via Fabio Severo. Una studentessa è stata centrata da un'utilitaria mentre attraversava le strisce pedonali a poca distanza dalla sede universitaria centrale di Piazzale Europa. Investimento pedonale attorno alle 8:20 in via Fabio Severo, poco dopo l'incrocio con via Cologna e via Cantù. Una Fiat Panda con alla guida una 70enne triestina ha centrato in pieno una studentessa di 18 anni. L'impatto è avvenuto sulle strisce pedonali davanti alla nota libreria goliardica, punto di riferimento per la vicina sede universitaria centrale di Piazzale Europa. Immediato l'allarme dato al 112 e altrettanto tempestivo l'intervento sul posto di un'ambulanza e una pattuglia della polizia locale. Fortunatamente la giovane è stata trasferita all'ospedale di Cattinara in condizioni giudicate non gravi per accertamenti su una serie di botte e lesioni. Decisivo il fatto che la pensionata al volante non procedesse ad alta velocità. Non è chiara l'origine dell'incidente, forse una disattenzione o un malfunzionamento del sistema di frenata del mezzo. A causa del sinistro si sono formate lunghe code, prima in discesa verso il centro città, poi su entrambe le direttrici a causa dell'istituzione del senso di marcia alternato, modalità utile agli agenti per far defluire il traffico durante i necessari rilievi per la durata complessiva di circa un'ora.
Ancora 2 truffe ai danni di persone anziane a Trieste, un fenomeno ormai dilagante. Si presentano come termoidraulici o poliziotti, ma ancora una volta sono truffatori. Doppio colpo per migliaia di euro in oro e oggetti preziosi a Trieste. Una piaga che non conosce fine nonostante i reiterati messaggi di allerta lanciati su tutti i canali di comunicazione da parte delle forze dell'ordine che giornalmente registrano nuovi casi. Il primo episodio, segnalato alla squadra volante nella giornata di mercoledì 6 maggio, è andato in scena in via Bellosguardo. A presentarsi a casa dell'anziana di turno è stato un uomo che si è spacciato come tecnico manutentore della caldaia chiedendo di vedere i termosifoni. Una volta iniziata ad armeggiare sui caloriferi, ha chiesto di allontanare tutti gli oggetti in metallo dalla zona in cui stava lavorando in camera da letto. La malcapitata ha dunque raggruppato tutti gli oggetti d'oro sul letto che, poco dopo, approfittando di un momento di distrazione della donna, il truffatore si è intascato, svanendo nel nulla. Il responsabile, che pare avesse in precedenza seguito la pensionata per strada, è stato descritto sui 30-40 anni d'età, alto 1,70 m, moro, capelli e barba, con degli occhiali da vista con montatura nera e vestito con abiti scuri. Dinamica invece molto più classica nel colpo andato in scena in via della Bella Vista e su cui indagano i carabinieri di Opicina. In questo caso i malviventi si sono presentati in coppia come dei poliziotti che dovevano controllare le abitazioni in cerca di re furtiva nascosta. Con questa scusa si sono fatti consegnare da un anziano tutto l'oro e gli oggetti di valore che aveva in casa. Oltre 200.000 spettatori ci hanno seguito nelle 15 ore di diretta per il 50° anniversario del terremoto del Friuli. Abbiamo raccontato emozioni, dolore, orgoglio e rinascita. Il servizio della nostra Giorgia Bortolossi. Certo, oggi non si può assolutamente mancare. Le nostre telecamere accese alle 8:15 del mattino, quando nella sede degli Alpini di Gemona si respirava già il grande senso di questo 6 maggio tra ricordi, condivisione e il rumore della pioggia. La cerimonia dei Vigili del Fuoco, impreziosita dalla fanfara della Brigata Iulia, e soprattutto la messa alla Goi Pantanali per la trentina di militari che morirono schiacciati sotto la caserma, sono stati gli altri momenti del dolore intimo di una grande comunità, quella a cui il terremoto 50 anni fa ha portato via ciò che c'è di più prezioso, un familiare. Alle 2 di notte ho estratto mia moglie. Nell'estrarre mia moglie ho toccato mio figlio. Invitano i gentili ospiti. Era ghiacciato. Abbiamo vissuto tutto insieme a voi, con le vostre emozioni e i vostri ricordi, condivisi in migliaia di SMS, che sono diventati le nostre emozioni e i nostri ricordi. In oltre 200.000 avete seguito le oltre 15 ore di diretta sulle reti media nord-est. Da tutta la regione e dal vicino Veneto tante manifestazioni di affetto e vicinanza. Ci siamo sentiti una cosa sola. Abbiamo vissuto ora dopo ora non solo il dolore ma anche l'orgoglio forte della ricostruzione in un pomeriggio dove le massime cariche dello Stato hanno esaltato la resilienza e la grande reazione del popolo friulano alla terribile forza distruttiva dell'Orcolat. Viene da pensare che il concetto di resilienza sia nato qui, trovi qui, in questa terra la sua radice, dal modo con il quale i friulani hanno reagito all'Orcolat. E lo fecero in un modo così straordinario da riuscire a trasformare la tragedia in un modello per l'Italia intera, il modello Friuli, ovvero il miglior esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto ad oggi. Solo quando l'ultima processione è finita, ancora sotto la pioggia, oltre le 23, abbiamo spento le telecamere, non il ricordo di una giornata straordinaria. «200.000 spettatori e migliaia di messaggi in oltre 15 ore di diretta. Al di là dei numeri resta l'emozione e l'orgoglio di aver non solo raccontato, ma vissuto assieme a voi e in mezzo a voi la giornata di un grande Friuli che non dimentica».
In Consiglio regionale oggi la seduta della prima commissione che completa il primo iter del decreto legge multisettoriale. Discussione in aula a partire dalla prossima settimana. Approderà in Consiglio regionale la prossima settimana il decreto legge multisettoriale, oggi al centro di una seduta della prima commissione consigliare per quanto concerne argomenti afferenti ad alcuni assessorati. Una legge di manutenzione che serve per rendere più efficace l'azione amministrativa, per semplificare quelle che possono essere delle procedure e per introdurre delle opportunità per i cittadini. Dunque, come sottolinea lo stesso presidente di commissione Maurmaire, quello odierna è stata una seduta più che altro tecnica dalla quale è difficile trarre spunti politici, anche se in particolare dall'opposizione, ma in prospettiva, va detto, vi è una certa attenzione. Sembrano norme di manutenzione, no? Di coordinamento, ma invece possono nascondere delle insidie e in particolare, per esempio, con la scusa della semplificazione si prevede di poter attingere alle falde dell'acqua con meccanismi semplificati, se sono acquedottistici, questa per dirne solo una. Poi non ci sono norme finanziarie, dobbiamo solo aspettare, dico io, magari la Giunta presenterà in aula degli emendamenti importanti. Normalmente il sistema che viene utilizzato, almeno da quando sono qua io, che ho visto, è quello. Alla luce di adesso, onestamente, cose particolarissime in sanità non c'è particolarmente nulla. Preoccupazioni che non hanno al momento nessun riscontro nella maggioranza, che già si pone a tutela del provvedimento. Stiamo facendo un riepilogo di tutte le tematiche che sono emerse nelle varie commissioni di competenza di questa legge, che appunto è una legge omnibus, quindi toccherà diversi aspetti che riguardano le norme della regione e che vanno a raccogliere quelle che sono le esigenze del territorio. La sostanza della manovra regionale è quella che a noi personalmente piace, cioè c'è una manovra di contesto completo che va ad affiorare ed emergere in maniera molto puntuale proprio su questo disegno di legge che andremo ad approvare. Allora, il trofeo del Giro d'Italia rimarrà esposto fino a domani nel Palazzo della Regione in Piazza dell'Unità d'Italia, un tema legato alla sponsorizzazione con il marchio Iosiono FVG della stessa maglia rosa e in attesa della grande tappa del 30 maggio, la Gemona Piancavallo. Il trofeo del Giro d'Italia fa tappa a Trieste nel Palazzo della Regione, è un importante investimento dell'ente regionale Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la sponsorizzazione con il logo Io sono FVG sulle maglie proprio del Giro. Non solo, ci sarà la penultima tappa che toccherà proprio la Regione con l'arrivo della carovana in quel di Gemona e Piancavallo. Il trofeo senza fine dell'edizione numero 100 del Giro d'Italia, simbolo della Corsa Rosa, sarà esposto anche domani, venerdì 8 maggio, dalle 10:30 alle 14 nel Palazzo della Regione a Trieste, ingresso da Piazza Unità. Il presidente della Regione, Massimiliano Federica, oggi ne ha parlato in termini entusiastici, tanto per l'accordo annuale trovato con l'organizzazione del Giro, quanto per il ritorno d'immagine della Regione, che sarà così visibile non solo nella maglia rosa. È uno sponsor maglia che diventa uno sponsor molto generale per quanto riguarda il Giro. Siamo la prima regione in Italia che decide di fare una partnership così importante con il Giro d'Italia, con RCS. Oltre che essere presenti sulla maglia rosa, saremo presenti ai punti di partenza con uno stand Io sono Friuli Venezia Giulia, saremo presenti sul palco per le premiazioni, con tutta ovviamente la parte di immagine legata al nostro territorio e alla nostra regione, così come su tutti i tracciati dove da tutte le inquadrature si vedrà Io sono Friuli Venezia Giulia. Un investimento sia in chiave turistica che economica, essendo una pubblicità capace di attrarre interessi imprenditoriali. Non soltanto abbiamo ritorni dal punto di vista turistico, ma diventiamo anche un territorio perlomeno valutabile anche per quanto riguarda i grandi investimenti e le imprese. Purtroppo fino a qualche anno indietro eravamo un po' fuori dai radar. Oggi ci si rende conto chi sia Friuli Venezia Giulia, la sua collocazione geografica strategica, le opportunità logistiche che diamo con delle infrastrutture tra le migliori a livello nazionale, e questo aiuta anche tutto un percorso, perché anche a fare un approccio per trovare investitori con qualcuno che non sa neanche chi sei è un conto, se invece è un territorio conosciuto e riconosciuto a livello internazionale sicuramente aiuta non soltanto dal punto di vista turistico. Qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco.
Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Un esposto contro i lavori in atto e futuri a Grignano è stato presentato in procura da alcune associazioni ambientaliste. Oggi in Consiglio regionale il Patto per l'Autonomia e Open Sinistra FVG le hanno ospitate affinché spiegassero le loro ragioni. Il Circolo Verde Azzurro di Legambiente, il gruppo Riva Massimiliano e Carlotta e Costituzione 32 hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica contro gli interventi in atto a Grignano. Stamani in Consiglio regionale i consiglieri Furio Onsel, Open Sinistra FVG e Giulia Massolino, Patto per l'Autonomia adesso Trieste, hanno manifestato il proprio appoggio alle istanze delle associazioni, ospitando il breve incontro con la stampa indetto per illustrare le ragioni alla base della segnalazione. Chiediamo che la Regione ci ripensi e metta in discussione il progetto rivedendolo, mettendo al centro il benessere della persona e non le automobili. Dopo quello che è stato fatto nella parte nord, pensare che lo stesso scempio avvenga anche nella parte sud, facendo diventare gli Amati Pini una distesa di lamiere roventi, è veramente inconcepibile sotto ogni punto di vista. E si può ancora tornare indietro prima che sia troppo tardi. Noi sosteniamo le associazioni che in ogni modo stanno cercando di fermare questo ulteriore scempio. Oggetto del contendere dunque la decisione approvata da una conferenza dei servizi che attraverso una variante prevede anche nella cosiddetta zona sud di procedere come si è fatto nella zona nord. Ci sono enormi contraddizioni tra le finalità iniziali del progetto, che erano quelli di fare innanzitutto una prosecuzione del parco di Miramare, per cui creare una continuità verde per diciamo relax e per il passeggio, con la situazione che si è creata dopo l'abbattimento completo degli alberi nella zona nord e l'annunciato abbattimento anche di tutti i pini che sono rimasti nella zona sud. E questo in base a una variante che anche noi fa acqua da tutte le parti. L'esposto sottolinea come la decisione contrasti un regolamento del 1991, il Nature Restoration Law, ma anche un più recente regolamento europeo che garantisce non si verifichi alcuna perdita netta di superficie totale nazionale degli spazi verdi urbani. Nell'esposto poi si chiede di valutare la possibile violazione dell'articolo 9 della Costituzione, nonché il sequestro del cantiere, già che la ripresa potrebbe aggravare il danno paesaggistico ed ambientale, secondo le associazioni. Oltre 27 milioni di euro stanziati dal 2017 per le bonifiche e quasi 26.500 manufatti contenenti amianto censiti in Friuli Venezia Giulia. La Regione accelera su monitoraggio e prevenzione con droni, intelligenza artificiale e nuovi fondi anche per l'anno in corso. Quasi 26.500 manufatti censiti e oltre 27 milioni di euro stanziati per le bonifiche dal 2017 ad oggi. Sono alcuni dei numeri presentati dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel bilancio delle attività sull'amianto relative al triennio 2023-2025. Tra i punti centrali c'è l'aggiornamento del piano regionale amianto, approvato nel luglio 2024, e il rafforzamento dell'archivio regionale amianto, grazie a un progetto affidato ad ARPA Friuli Venezia Giulia con un finanziamento da 103.000 euro. L'obiettivo è migliorare il monitoraggio dei manufatti contenenti amianto e supportare i comuni nella gestione delle segnalazioni e delle bonifiche. Vogliamo confermare l'eccellenza della nostra regione nel appunto settore della mappatura e dello smaltimento dell'amianto e dei contributi. La mappatura verrà completata entro la fine del 27, ad oggi comunque la maggior parte dei comuni più grandi sono mappati, e poi 26.000 edifici, quindi questo è l'obiettivo. La Regione punta anche sull'innovazione tecnologica. In collaborazione con l'INSIEL è stato avviato un sistema di mappatura tramite immagini iperspettrali e intelligenza artificiale, con un investimento da 750.000 euro nel triennio. Finora abbiamo dato quasi 28 milioni, come ha detto, e quest'anno abbiamo a disposizione circa 7 milioni e mezzo, quindi tutti coloro che fanno una corretta domanda saranno finanziati. Sul fronte economico i contributi regionali riguardano comuni, privati e imprese. Dal 2017 al 2025 sono state presentate quasi 7.000 domande e oltre 5.800 interventi hanno ottenuto finanziamenti per un totale superiore ai 27.700.000 euro. Non sono solo numeri, perché dietro a questo ci sono case, famiglie, imprese, quindi l'obiettivo è quello di rendere più sicura e salutare la nostra regione e arrivare all'obiettivo di zero amianto nella nostra regione.
Restrizioni della carreggiata da questa sera e chiusura notturna fra venerdì e sabato. Sono le misure necessarie per i lavori di ultimazione della nuova barriera spartitraffico di sicurezza dell'autostrada A4 nel tratto Lisert-Monfalcone. Addirittura d'arrivo i lavori di adeguamento della barriera di sicurezza sullo spartitraffico centrale del tratto Lisert-Re di Puglia dell'autostrada A4 Venezia-Trieste. In questi mesi le attività si sono svolte precisamente tra il chilometro 511 e 507, da poco dopo il curvone in prossimità dell'Isert fino allo svincolo di Re di Puglia, tratto caratterizzato dallo sfalsamento di quota tra le due carreggiate. Con un investimento di 8.252.000 euro, Autostrade Alto Adriatico ha sostituito l'attuale barriera di sicurezza in acciaio per circa 4 km e 400 metri con una nuova in calcestruzzo. Come da normativa è determinante per contenere i veicoli in caso di urto contro lo spartitraffico, come riscontrato nei tratti già realizzati della terza corsia dell'A4. In questa ultima fase di lavori verranno completate le operazioni di pavimentazione e verranno effettuate le prove di carico utili a collaudare l'opera. Da qui le necessarie restrizioni alla circolazione. Dalle 21 di oggi, giovedì 7 maggio, alle 23 di domani, venerdì 8, verrà chiusa la corsia di sorpasso nel tratto Monfalcone-Re di Puglia in direzione Venezia per far entrare in azione circa 80 bilici di asfalto e consentire le operazioni di pavimentazione. Successivamente, tra le 23 di domani, venerdì 8, e le 4 di sabato 9, verrà chiuso completamente il tratto tra Monfalcone-Re di Puglia in direzione Venezia per lo svolgimento delle prove di carico, in particolare nel punto in cui insiste il sottopasso autostradale della strada regionale GO15 di Doberdò. Con l'utilizzo di 6 autocarri verrà testata la tenuta del manufatto sottostante a seguito della costruzione delle barriere spartitraffico. Pertanto chi percorre la A4 provenienza Trieste del diretto verso Venezia dovrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est e riprendere il percorso autostradale alle stazioni di Re di Puglia o Villesse. Per i mezzi pesanti provenienti dalla Slovenia, il percorso alternativo consigliato dalla concessionaria DARS sarà il bypass H4 verso la Villesse Gorizia. Ed ora parliamo dell'ultima donazione della Fondazione CR Trieste, 6 pulmini ad alcune realtà sportive e alla parrocchia di Valmaura. Sostenere concretamente le attività quotidiane delle società sportive negli spostamenti per allenamenti, partite, tornei e iniziative sociali. È con questo obiettivo che la Fondazione CR Trieste ha scelto di donare 6 pulmini a 5 società sportive cittadine e alla parrocchia della Beata Vergine Addolorata di Valmaura. La fondazione è nata il 25 luglio del 1992 sicuramente in quell'anno sono nati anche dei bambini, delle bambine che oggi hanno 34 anni. Ecco, in questi 34 anni la Fondazione ha erogato 210 milioni di euro a questa città. Molte di queste donazioni si vedono, oggi il pulmino è un mezzo tangibile, quindi c'è il nostro marchio dato alle società sportive che con impegno portano i ragazzi e le ragazzine, soprattutto anche minorenni, a fare le diverse attività sportive, quindi più li teniamo impegnati nello sport, forse c'è meno dispersione scolastica e meno azioni, definiamole imprevedibili. Pertanto siamo noi oggi qua anche a ringraziare queste società sportive che si dedicano. Per noi oggi è una giornata importante perché comunque la donazione della Fondazione Cassa di Risparmio, che ringrazio in maniera proprio accurata, nel senso che ci aiuta tantissimo, perché noi abbiamo 150 ragazzi che quotidianamente utilizzano i mezzi per tutte le attività in regione ed extra regione. Le chiavi degli automezzi Giampi, Combi, Citroën della concessionaria Blitz sono state consegnate nel corso di una breve cerimonia nel piazzale del Palachiarbola ai rappresentanti delle società Pallamano Trieste, San Luigi Calcio, CUS, Basket Trieste, Federazione Pallavolo e della parrocchia di Valmaura. Questo mezzo sarà utilizzato per le attività con i giovani, con i ragazzi, anche con gli anziani e anche a disposizione del territorio di Valmaura. Anche spesso ci chiedono aiuto le varie associazioni per poter utilizzare per le trasferte, anche le società. È tutto per il telegiornale, restate con noi, restate su Tele4.